Allora, abbiamo raggiunto, ragazzi, perché noi abbiamo qui uno scoop. Il signore che andremo ad ascoltare tra pochissimo, ce la farà Sandro? No, non ce la fa. Ce la fa? Pronto? Partecipa ad una gara incredibile, alla Randonnée Tour Blanc, 400 km in bicicletta, 28 ore di seguito, e avrà il brevetto Extreme. Nessuno lo sa, per quello non lo vedete qui, sperando che ritorni, prima o dopo dovrà ritornare. Raffaele Padrone, vice segretario nazionale dell'UGL Polizia, in 28 ore in sella. E così, e a che ora si parte, Raffaele? Salve Gigi e salve ai telespettatori. Fortunatamente sei riuscito a beccarmi in un momento dove c'è linea. Sono nel confine svizzero, ho passato la Francia, Italia-Francia, in questo momento mi trovo sull'Iseran, che è il passo più alto d'Europa. Quindi per me la gara si potrebbe concludere qui, ma ancora 250 km da fare, quindi tutta stanotte e domani mattina chiaramente arriverò, credo, intorno alle 9-10. Però A che ora sei partito? alle 6 stamattina, direttore. Dove? Da Biella. Sei partito da Biella, ora sei sul monte più alto d'Europa, poi? E poi scendiamo e andiamo ad affrontare un'altra grande salita, che è quello del San Bernardo. E poi si va in Val d'Aosta, e dalla Val d'Aosta si fa tutta la Val d'Isère, si scende a Ivrea, Torino e si rientra a Biella. Quanti siete? Quanti siete? Beh, guarda, mi dicono qua, questo è un posto di controllo, quindi sono riuscito a fermarmi, anzi dovevo, sono già 4 ritirati su 23, quindi dopo il Moncenisio, direttore, la gente si è bloccata. Venendo su qua sono oltre 43 km di salita, per arrivare sul passo, ripeto, più alto d'Europa. Senti Raffaele, non ti voglio, non devi più parlare, mantieni l'ossigeno, ma un'ultima battuta, ma questa notte cosa ti metterai? Il berretto da minatore, cioè come illuminerai la strada? Beh, ho 3 fari, tra cui uno sul casco e 3 sul manubrio, e 2 dietro per il rosso, perché il San Bernardo fra qualche ora c'è già la luna, c'è il sole, ci sono 6 gradi, qua c'è un vento terribile, a salire c'erano 40 km/h, il vento contro, ho penato perché la distanza, cioè la pendenza non è molta, 10%, ma 34 km sono tanti col vento contro, fa molto freddo e quindi io dovrei ripartire, direttore. Ringrazio per il collegamento, è uno scoop perché non lo sapeva nessuno, neppure quelli della mia squadra del Principe Bike Team. Grazie al mio preparatore Ivan Morando, che è già avanti, sta già affrontando il San Bernardo. Basta parlare, monta in bici e riparti, mantieni il respiro perché ti vogliamo rivedere a Biella. Grazie e auguri veramente a Raffaele Padrone, guardate che non è facile, 400 km, 28 ore, ciao Raffi, 28 ore, è bulletto l'uomo, Randonnée Tour Blanc, col brevetto Extreme, complimenti, perché se riesce, ce la fa? Non si sa, staremo a vedere, ennesimo fine settimana.